Parliamo di calcio. Siamo in collegamento con Paolo Beltrame, attaccante del Treviso Football Club. Innanzitutto Paolo, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, grazie a voi. Allora Paolo, per prima cosa, a freddo, come analizzeresti dopo qualche giorno, intendo dire, la partita, l'ultima che avete disputato contro il Montecchio Maggiore? Ma è stata una partita tosta come tutte le partite di Serie D, sicuramente ci è mancato un pizzico di attenzione e un pizzico di concretezza per chiudere la partita e abbiamo fatto sì che il Montecchio rientrasse nella stessa e purtroppo nel secondo tempo non siamo riusciti ad avere la zampata decisiva per passare in vantaggio nonostante penso che abbiamo dominato sul piano del gioco la partita. Dobbiamo curare i dettagli e riconoscere i nostri punti di forza e i nostri limiti e cercare di lavorare ancora più duramente. Immagino che in settimana ci stiate parlando, ci stiate lavorando appunto di questi limiti, ecco, che dovete correggere. Ma sì, come ogni settimana in realtà c'è sempre da migliorare e noi lo cerchiamo di fare allenandoci al meglio come facciamo da quando siamo qua a Treviso dal 22 di luglio, perciò ogni allenamento è importante, ogni allenamento è fondamentale per proiettarci poi alla partita della domenica. Per quanto riguarda la stagione disputata finora dal Treviso, al di là della posizione in classifica naturalmente, come la valuti? Io la valuto molto positiva fino adesso perché non dimentichiamoci che siamo una squadra completamente nuova, fatta praticamente da 20 ragazzi nuovi che non si conoscevano, quindi siamo a 4 punti dalla prima in classifica che ha un organico comunque consolidato. Perciò io la valuto in maniera positiva, non siamo neanche al giro di boa, siamo lì, dobbiamo rimanere davanti il più possibile, anche perché di certo i campionati non si vincono a dicembre. Certo. E per quanto riguarda il tuo campionato invece, la tua stagione, come ti stai trovando col Treviso innanzitutto? Io mi sto trovando molto bene, ho avuto qualche problemino a livello fisico all'inizio anno che fortunatamente adesso grazie allo staff medico sta via via passando, mi sento in forma e a livello personale ho anche avuto delle belle soddisfazioni, in primis il gol all'ultimo minuto nel campo del Villavalle, però è una stagione ancora in divenire, perciò cercherò di dare il massimo da qui fino alla fine. E a proposito di Massimo, la prossima partita avrete tutti i riflettori puntati perché sarà la partita di cartello contro la capolista Dolomiti Bellunesi. Che partita ti aspetti? Ma mi aspetto una partita combattuta e una partita entusiasmante. Noi sicuramente cercheremo di imporre il nostro gioco e di dare il massimo. Loro verranno agguerriti, ma noi cercheremo di esserlo di più. Sicuramente, per quanto possa essere una partita importante, non è ancora una partita fondamentale, però cercheremo di rendere la vita difficile alla squadra che adesso sicuramente con merito è prima in classifica. Dalla vostra comunque avrete sicuramente il fattore campo. Sì, il fattore campo per noi è molto importante, anzi io spero che il Tenni comunque si possa riempire il più possibile, abbiamo bisogno dei nostri tifosi e so che anche se è una domenica tra virgolette di festa, spero che i regali di Natale possano ancora attendere e spero di vedere tanta gente allo stadio. E sicuramente, a proposito di regali, sperate sicuramente voi di dare un bel regalo ai vostri tifosi, con una bella vittoria, che Quel- dici? Quello è quello che ci auguriamo ed è quello che cercheremo di fare. Noi lavoriamo per quello e sono molto contento del gruppo e della squadra che si è formata in questi mesi e noi assolutamente è il nostro obiettivo principale. Io sono convinto che verrà fuori una bella partita giocata da parte nostra con determinazione e coraggio e poi
il risultato verrà da sé. E staremo dunque tutti a vedere, dicevamo appunto riflettori puntati su questa partita, e scattato il conto alla rovescia per Treviso Dolomiti Bellunesi. E nel frattempo ringraziamo di cuore Paolo Beltrame, attaccante del Treviso Football Club, per essere stato con noi. Grazie mille a voi per l'intervista e spero di nuovo di rivedervi presto allo stadio. Ciao a tutti.